Raffaele Padrone, dirigente sindacale dell'FSP Polizia di Stato. Abbiamo dato prima la notizia insomma, di un'aggressione nei confronti delle donne. Quali sono i segnali, l'importanza anche di continuare a parlarne per tutto l'anno e i consigli che si sente di dare? Ben ritrovati, grazie. Diciamo che questo è un reato purtroppo che da sempre esiste e quindi da sempre nei nostri uffici esistono delle persone preposte che vanno ad ascoltare, ascoltano e se serve intervengono, e così come interviene il questore con dei divieti particolari. Però per arrivare a questo ci sono i primi segnali e purtroppo i primi segnali sono quelli familiari. Ecco, io consiglio a tutte le donne di recarsi immediatamente presso gli uffici. Non è tempo perso quello di raccontare al primo ufficio che si trova, l'ufficio proprio delle ricezioni, direttore delle ricezioni e denunce, il quale valuta se fare intervenire immediatamente presso l'ufficio della divisione anticrimine l'ufficio preposto, dove, ripeto, c'è una collega unitamente a un suo collaboratore che è molto preparati in materia, perché vede questo reato che prima era considerato un reato importante, delicato, poi con l'ex capo della polizia, il prefetto Gabrielli, è stato lavorato un ufficio preposto, ma anche dei corsi di specializzazione per le persone che poi devono intervenire, no? Perché poi dietro a questo magari c'è l'allontanamento dei figli minori e quindi c'è tutto un team che lavora dietro a questo ufficio e a questa problematica. Gli stessi carabinieri, se la interrompo, hanno anche creato delle apposite stanze in sinergia per ascoltare anche con del personale femminile quanto accade. Pensiamo anche alla normativa sul codice rosso. Infatti, infatti lei mi ha preceduto, c'è questo codice rosso che interviene immediatamente sia alla notizia di reato e quindi dell'episodio, per parlare in termini più semplici. Quindi io quello che consiglio, perché come appartenente alla Polizia di Stato, ma come chiaramente tutore dell'ordine e della sicurezza, interveniamo subito, cioè non aspettare il secondo episodio. C'è gente che va all'ospedale, noi abbiamo anche all'interno dell'ospedale abbiamo i colleghi che si accorgono immediatamente che non è una finestra, che la signora non è cascata dalle scale, cioè, quindi anche dire il falso poi porta da nessuna parte. Io quello che ripeto è dobbiamo intervenire subito su questa tipologia, magari per studiare, perché è vero che si sente dire oggi sono tantissimi, a oggi purtroppo già i femminicidi, troppi, allora si sente dire ma era stata denunciata già altre volte, aveva bisogna denunciato. Intervenire lì, dice bisogna lei. Intervenire lì immediatamente, perché è vero che è stato denunciato, ma magari quello che ascoltiamo alla televisione non leggiamo gli atti, magari era stato denunciato 7 mesi fa, 8 mesi fa, quindi interveniamo per favore subito. Ci sono degli uffici preposti, voi telefonate, chiedete e vi vengono anche a casa, se la collega in quel pomeriggio magari può essere con voi in separata sede, ovviamente, e con tutta la riservatezza del caso. Quindi non aspettiamo i secondi episodi, questo mi sento di dirlo. Grazie Raffaele Padrone per essere stato con noi. Break pubblicitario, poi il telegiornale continua, continueremo insomma anche con i temi del lavoro. Rimanete con noi, un brevissimo break.